La musica, con il suo fascino arcaico, risuona continuamente nelle pieghe della Sardegna. I canti, le danze, gli strumenti musicali sono antichi tesori di questa regione. Tra questi c'è un gorgheggio primordiale, patrimonio UNESCO dal 2005, che incrocia anche il patrimonio degli scritti di Grazia Deledda. Cantare a Nuoro e cantare in Sardegna rappresentano e significano una moltitudine di cose. Quando si canta una musica tradizionale si ha anche un altro tipo di portato, che è un portato culturale, che ti viene appunto dall'ambiente nel quale sei nato e cresciuto e che diventa, oltre che comunicazione, anche rappresentanza di qualcosa. Questo è una cosa molto importante. Per quello che riguarda il canto a tenore, il principio assoluto è quello di essere in quattro e che ognuno sappia appunto fare la propria parte, no? Dei quattro ruoli del canto. Si canta in giro, si canta nelle situazioni conviviali, quindi può essere al bar, può essere in piazza. Grazia Deledda, molto giovane, firma una serie di articoli poi raccolti in un'unica opera che ha proprio il titolo di Tradizioni popolari di Nuoro, in cui riporta proprio tecnicamente come si esegue il canto a tenore. Lei che lo conosceva, essendo nata e cresciuta appunto nel centro storico, in un borgo molto conservativo come quello di Nuoro. Canto sacro